I genitori hanno una responsabilità che è quella dei propri figli e io appunto sono contro l'obbligo vaccinale, però che approfondiscano con i loro medici e poi chiaramente è una scelta di coscienza. L'appello alla coscienza dei genitori dell'assessore all'istruzione del Veneto. Vaccinare o meno i ragazzi, fascia 15-18 anni, per cui l'EMA ha autorizzato il vaccino Pfizer dal 28 maggio. È il tema spinoso d'attualità in questi giorni, Proteggere i che nonni. divide le opinioni in Non ci ho vista del pensato. ritorno in classe degli studenti a settembre. A Vicenza l'associazione Scuola in Presenza prende posizione e si schiera per il no, temendo possibili conseguenze nocive future. Altrettanto netta la posizione di Elena Donazzan. Io mi vaccinerò, è questo il periodo della mia classe di età, però sono perché non vi sia un obbligo vaccinale, credo che sia un fatto proprio di cultura. In questo momento certamente prima dei più giovani che hanno dimostrato di avere una forza fisica, un atteggiamento anche nei comportamenti, peraltro a scuola molto controllati, ci sono le aziende che devono avere i propri collaboratori che devono andare all'estero, dobbiamo fare in modo che i turisti vengano e quindi ben venga anche, come ha fatto il presidente Zaia, dire a tutti il Veneto vi può vaccinare anche la seconda dose, venite pure in Italia, venite pure in Veneto. Certo che se serve per far ripartire l'economia, forse è il caso che tutti riflettiamo che sia il caso di vaccinarsi.